Gentili telespettatori, ci troviamo a Udine, nel capoluogo, in una zona X del territorio comunale, perché ci siamo stati contattati da una persona che si trova in questo momento in una situazione un po' particolare, nel senso che lui è disoccupato, deve mantenere una figlia minorenne, si trova senza casa e il comune insomma in qualche maniera gli ha trovato un posto in un hotel dove praticamente costa insomma, ma quello che fa riflettere questa intervista è quello che effettivamente è la storia di questa persona, una persona che ha voglia di lavorare, cerca un lavoro, però non essendo probabilmente nella noble art, nel senso non si trova in quella posizione privilegiata rispetto ad altri, deve stare qui ad aspettare, una sorta di rinchiuso in casa senza motivo. Ci vuoi raccontare la sua storia? Tutto inizia il 23 di aprile, quando mia moglie praticamente lascia la casa. Io perdo l'appartamento il mese dopo, mi rivolgo agli assistenti sociali, anzi loro si rivolgono a me chiedendo cosa stava succedendo. Io spiego la mia situazione, faccio le mie richieste, chiaramente prima cosa una casa per me e mia figlia, e loro mi rispondono che non possono né aiutarmi né con la casa né con contributi. Nel frattempo mi arrangio a casa di amici per un piccolo periodo. Succede che questi miei amici, chiaramente non potendo più sostenere, mi dicono guarda che devi combinare in un'altra maniera. Mi ritorno a rivolgere alle istituzioni, all'assessore Nonnino, chiedendo se c'era una possibilità, qualche maniera, qualche aiuto, e mi risponde che c'è questo benedetto che si chiama contributo di solidarietà, 600 euro mensili, con cui potrei eventualmente o pagare o aiutare, cioè contribuire a pagare un affitto a casa di amici, eccetera eccetera eccetera. Dico ok, mi chiamano gli assistenti sociali, vado per firmare i documenti, mi dicono che documenti presentare, mi dicono di ripresentarmi il giorno dopo. Il giorno dopo mi ripresento e questi mi dicono, invece di parlare di questo contributo, mi dicono praticamente che io sono un incompetente. Praticamente la mettono già alle spalle al muro, nel senso che senza conoscerla la reputano un incompetente, cioè un incapace di poter curare sua figlia, di trovare magari un posto di lavoro, uno che non ha voglia di fare un cazzo, diciamo. Esattamente, praticamente mi dicono che sono incapace, che non riesco a dare stabilità a mia figlia, eccetera eccetera, che sarebbe bene che mia figlia andasse in una comunità e a me in un dormitorio pubblico o una struttura simile. Però io al momento dico di sì. Nel pomeriggio chiamo l'avvocato, lo informo della cosa e lui mi dice di aspettare il giorno dopo, che avrebbe parlato lui con gli assistenti. Il giorno dopo alle 9:30 circa del mattino mi chiamano gli assistenti per darmi l'ora in cui sarebbero venuti a prelevare sia me che mia figlia, giusto dire prelevare, e gli dico ma ha chiamato il mio avvocato per parlare con voi? E questi mi rispondono come il suo avvocato, praticamente sembrava che dasse fastidio chi avesse informato terze persone della cosa, al che nasce un diverbio telefonico e dico comunque io fino a che non sento il mio avvocato che mi dice cosa fare o cosa non fare, e chiudiamo la telefonata qua. 7 minuti dopo, circa 10 minuti, mi richiamano e mi dicono che ho un alloggio praticamente in albergo sia per me che per mia figlia, compreso sia per dormire che per mangiare, bere, eccetera eccetera. Quanto costa la comunità questo alloggio? Allora, la comunità fino ad ora sono stati 2 alberghi, tra l'altro, perché loro mi avevano protestato il fatto che io passavo da una famiglia all'altra, dicevano che non davo stabilità a mia figlia, invece loro mi hanno già spostato in 2 strutture alberghiere, adesso praticamente spostarmi in una struttura in una comunità tipo protetta. Comunque è costato circa oltre 11.000 euro alla collettività. In quanti mesi? 4 mesi. 4 mesi, ripetiamo, più di 11.000 euro. 11.000 euro. Lei ha fatto comunque una proposta, no, al comune, nel senso c'è la possibilità di avere magari un alloggio, un qualcosa per poter vivere senza pesare, diciamo, nelle spalle dei contribuenti, c'è la possibilità insomma magari anche di venire incontro, no? Se c'è una casa da mettere a posto magari date una mano e via, e cercare un posto di lavoro effettivamente degno e dignitoso anche per poter sostenere le sue spese e la figlia. Io ho provato a chiedere la casa perché ho detto sì, insomma un alloggio ATER potrebbe costare alla collettività, fin tanto che non riesco a trovare un lavoro, anche 20 euro al mese, perché mi pare che sono queste le cifre che chiede l'ATER per chi ha problemi.
Assolutamente zero, finora in 4 mesi niente. Allora Insomma, a Udine non c'è un posto, una casa libera dove poter alloggiare lei? Secondo loro no. Cioè, va meglio pagare 120 euro, se non sbaglio, al giorno? 112 ecco, 112 euro, circa 112 euro al giorno, così va bene, però trovare una casa magari dove lei costa meno, tra parentesi, mi permetta il termine, e dove può contribuire anche a dare una sistemazione. Una sistemazione, però bisogna anche dire una cosa, che la comunità costa molto di più della struttura alberghiera. Se loro dicono che non hanno soldi, però spingono la gente verso queste comunità. Certo. Comunque io sto cercando prima di tutto un lavoro, una casa, per tornare ad avere una vita normale, perché come ho sempre L'unico detto... soneo, mi permetta, è che era disoccupato, questo è il Il discorso. mio unico problema è che ero disoccupato, che ho 47 anni e non riesco a trovare lavoro, perché adesso sul mercato del lavoro, avendo 47 anni, si è Cosa faceva lei? Io facevo l'autista. Ho fatto l'autista e dopo in questi non è che non abbia più lavorato, perché sono oltre 40 mesi che sono a casa, non è che io non abbia lavorato. Io ho sempre cercato di trovare lavori santuari, anche se pagati non regolarmente, però ho sempre cercato in qualche maniera di provvedere alle spese, perché sino adesso, fino a quando non mi è arrivato questo benedetto contributo di solidarietà, autoprovvedere io a comprare libri, materiale scolastico a mia figlia, i vestiti, i detersivi per lavarsi, eccetera eccetera eccetera, cioè io dal comune, cioè, soldi in mano fino al 10 novembre non ne ho visti, cioè fino al 10 novembre mi sono dovuto occupare anche da solo oltretutto. Sta di fatto che insomma lei quello che richiede, lo ribadiamo per l'ennesima volta e lo chiediamo all'assessore di competenza, ma allo stesso sindaco, di cercare una soluzione, insomma, ripetiamo, per non pesare nel budget dei cittadini udinesi, non solo, ma soprattutto per dare la dignità di trovare un posto di lavoro, di poter mantenere autonomamente, se non indipendentemente, la sua famiglia. Esattamente, ma soprattutto per ritornare a dare una serenità a mia figlia, questo è quello che chiedo, serenità per mia figlia. Però qualcuno le sta facendo pressing per cercare di dividervi, no? Esattamente. E questo non è corretto, non è giusto in un paese civile. Perfettamente. Senta, è brutto a dirlo, forse se lei arrivava da qualche altra parte le porte aperte si trovavano. Può darsi. Senza magari usare l'olio di gomito. Può darsi, può essere. Trattato forse, io adesso veramente sono trattato come un extracomunitario, messo in una struttura alberghiera, è però così. Qui lei si sente rinchiuso perché non può neanche muoversi, questa è la realtà dei fatti. Posso muovermi per determinati orari, sono sempre dentro un albergo. Come fosse gli arresti domiciliari quasi, no? Quasi arresti domiciliari, devo entrare e uscire, e devo stare agli orari di pranzo, di cena, chiaramente sì, non è una vita normale. Sì, qualcuno dirà ma questo qua è in albergo, anche si lamenta, provare a stare 4 mesi in albergo a vivere. Ma soprattutto con lei non è che si sta lamentando, lei sta chiedendo i suoi diritti. I miei diritti, che sono una casa e un lavoro possibilmente. Perché lei giustamente è uno che ha sempre contribuito anche alle spese dello Stato italiano, cioè lei era un contribuente fino all'altro ieri. Esattamente, io ho sempre lavorato, più di 14 ore al giorno, sempre lavorato. Adesso è venuto meno il lavoro, è venuto meno quello che poteva essere la vita normale, cioè riuscire a pagare un affitto, riuscire a avere una vita normale. Senta, per concludere questa intervista, tra pochi giorni, anzi siamo nel periodo delle festività natalizie, lei si aspetta il regalo di Babbo Natale? Ma io spero di sì, ma non io, per mia figlia.